Il progetto Veneto Adapt, con il contributo del programma LIFE dell'Unione Europea, ha sviluppato una metodologia operativa per ottimizzare e rendere più efficace la capacità di risposta dei territori agli eventi climatici estremi, con un'attenzione specifica al rischio idraulico e alle ondate di calore. Sono state sviluppate linee guida che verranno messe a disposizione degli altri comuni veneti per replicare il metodo Veneto Adapt e della Regione Veneto per una possibile adozione e diffusione. Il progetto ha portato alla redazione e approvazione di 39 nuovi piani d'azione per l'energia sostenibile ed il clima. Veneto Adapt ha individuato 7 azioni qualificanti di adattamento che tutti i PAESC hanno incluso nella loro strategia, definendo le sfide comuni con cui le amministrazioni locali devono confrontarsi. Ogni città partner ha realizzato un'azione pilota, focalizzata sulla sicurezza idraulica e sulla mitigazione delle ondate di calore, con la realizzazione di infrastrutture verdi e blu e l'applicazione di Nature-Based Solutions. Per monitorare i risultati e gli impatti del progetto e dei piani nel loro complesso è stato inoltre individuato uno specifico set di indicatori con una valutazione socio-economica di costi e benefici delle azioni pianificate, per evidenziare l'importanza delle azioni di adattamento anche dal punto di vista economico. La guida per l'adattamento al cambiamento climatico del progetto Veneto Adapt è uno degli esiti di questo progetto. La guida servirà ai comuni del Veneto centrale per sviluppare un proprio strumento di adattamento. La guida principalmente aiuterà a ridurre l'impatto degli effetti del cambiamento climatico su questi comuni. In primo luogo, guidandoli a riconoscere le vulnerabilità e gli effetti attesi di questi impatti. Ad esempio, gli effetti delle ondate di calore, della pioggia troppo intensa o del freddo o del caldo troppo intenso. In secondo luogo, aiuterà a sviluppare degli strumenti adeguati e ad hoc, differenziati comune, per rispondere a questo tipo di impatti. Una delle attività che Sogesca ha condotto per i comuni partner del progetto Veneto Adapt è stata quella relativa alla redazione dei nuovi inventari di monitoraggio delle emissioni. Sono stati impostati tutti quanti gli inventari di monitoraggio per i comuni in un anno molto aggiornato, che è il 2019, in modo tale da creare un'analisi comparativa fra quelli che sono gli IME e quelli che erano gli IBE dei comuni coinvolti. Questo tipo di attività ha permesso di valutare lo stato di raggiungimento degli obiettivi attualizzati in termini di abbattimento e di riformulare le azioni di mitigazione con un orizzonte temporale al 2030. Durante la fase di redazione dei PAESC è stata posta particolare attenzione alla mappatura e al coinvolgimento degli attori pubblici e privati del territorio, in un'ottica di partecipazione attiva e di cooperazione orizzontale. Veneto Adapt ha avviato inoltre uno scambio con altre 16 città e 19 progetti europei, attraverso attività di gemellaggio e l'organizzazione di eventi pubblici focalizzati sul tema della governance, dell'attuazione e del monitoraggio delle azioni di adattamento. Oltre 50 comuni e città italiani e europei hanno sottoscritto una lettera di intenti per utilizzare la metodologia di progetto ed essere supportati nel loro percorso di transizione ecologica. Città metropolitana di Venezia è sin dall'inizio struttura di coordinamento del patto ai sindaci e promuove l'iniziativa presso i propri comuni e li supporta nell'elaborazione dei loro piani d'azione. Tutti e 44 comuni aderiscono al patto dei sindaci e 33 di questi hanno già rilanciato il loro impegno aderendo al nuovo patto per l'energia ed il clima. Grazie a Veneto Adapt, Città Metropolitana ha definito un insieme di strumenti a supporto di questi comuni, gli inventari delle emissioni, le mappe delle vulnerabilità al cambiamento climatico e l'Atlante delle infrastrutture verdi e blu. L'Atlante in particolare mette a sistema le reti dei corridoi verdi e dei corsi d'acqua che attraversano il nostro territorio. L'obiettivo è quello di valorizzarli come elementi di adattamento al cambiamento climatico, raccogliendo proposte di interventi che siano integrati con la rete ecologica e i sistemi naturali già presenti. Il Comune di Padova nel 2019 ha iniziato il percorso di integrazione e aggiornamento del PAES in scadenza nel 2020, seguendo la metodologia sviluppata nell'ambito del progetto Veneto Adapt.
Sono stati identificati 6 ambiti di intervento, 116 azioni di mitigazione e adattamento, focalizzate sulla generazione di energia pulita, sull'efficienza energetica di edifici, reti e servizi, mobilità sostenibile e la realizzazione di progetti e programmi per la gestione e prevenzione degli eventi climatici estremi. Particolare attenzione è stata dedicata alla realizzazione del progetto pilota del Parco Basso Isonzo, dove è stato ricreato il reticolo idrografico e la vegetazione ripariale, ricomponendo così il tradizionale paesaggio agricolo padovano. Nel giugno 2021 il PAESC è stato approvato dal Consiglio Comunale con l'obiettivo di ridurre del 55% le emissioni climalteranti al 2030. La capacità di collaborare con il settore privato e di creare una visione di lungo periodo orientata alla neutralità climatica entro il 2050 ci è valsa un importante riconoscimento, il Covenant of Majors Awards 2021. Il PAESC viene approvato nel Comune di Vicenza nel 2021 come strumento concreto e pragmatico che nasce soprattutto dall'esigenza del 2010 di combattere quella che fu la grande alluvione che ha colpito la città di Vicenza. In questo senso Culdeola è un esempio importante perché unisce l'attenzione ingegneristica ma anche il rispetto della natura. In qualche modo abbiamo come esseri umani aiutato la natura a tornare quella che era in origine, proprio facendo capire che solo dal rispetto della natura e dalle nuove conoscenze ingegneristiche che si arriva al vero rispetto del territorio. Il PAESC in questo senso è nato da una condivisione con gli enti pubblici e quelli privati e si basa su 3 azioni: adattamento, mitigazione e lotta alla povertà energetica. Il Comune di Treviso ha aderito al Veneto Adapt in particolar modo con l'esperienza del PAESC. Il Comune ha una tradizione nella redazione di questo piano che arriva dal 2011 col primo PAES e dopo ha aderito alla nuova versione del patto dei sindaci che ha integrato ovviamente le azioni relative al clima e ai cambiamenti climatici. Ed è un'esperienza partita nel 2019 che si è poi tradotta nell'approvazione del piano nel 2011 e nel percorso di approvazione o di gestazione, di formazione del piano sono stati coinvolti oltre 60 stakeholder tra enti istituzionali, soggetti privati ed aziende. L'esito ha dato un piano che prevede 27 azioni di mitigazione e oltre 12 di adattamento. Un progetto messo in atto nell'ambito di questa esperienza del Comune di Treviso è quello della riqualificazione del canale Convertite, un progetto che ha una valenza prettamente dimostrativa e che è rappresentato dal riportare in luce un vecchio canale, uno dei canali storici di Treviso, e un tratto a suo tempo tombinato. E è integrato questo intervento anche da una valenza pubblica perché viene restituita all'uso pubblico un'area di rispetto attorno ad esso. L'Unione dei Comuni del Medio Brenta ha redatto i PAESC di Cadoneghe, Curtarolo e Vigo d'Arzere con azioni condivise e specifiche dei singoli territori. Le nostre strategie di adattamento affrontano il rischio idraulico con applicazione di innovative tecniche di drenaggio in ambito urbano. Sono stati avviati interventi di forestazione e realizzati i primi 3 boschi urbani. Sono stati aggiornati il piano delle acque per la gestione del rischio idraulico e il piano di protezione civile come sistema di informazione e autoprotezione per i cittadini. La cittadinanza è stata coinvolta attraverso la realizzazione di un sito interattivo, l'aggiornamento del sistema informativo territoriale, la distribuzione di volantini più lingue, l'installazione di segnaletica e l'organizzazione di esercitazioni per essere pronti ad affrontare gli eventi climatici estremi. Buongiorno a tutti, benvenuti. Cominciamo i lavori di oggi. Siamo giunti all'evento finale del progetto LIFE Veneto Adapt, un progetto che ci ha impegnato 4 anni e mezzo con il quale abbiamo voluto affrontare i temi dell'adattamento e della mitigazione con un occhio di riguardo al territorio e al piccolo territorio, in modo da riuscire a capire come agire, trovando anche una metodologia condivisa. I partner del progetto sono, oltre al Comune di Padova che è capofila, il Comune di Treviso, il Comune di Vicenza, l'Unione dei Comuni del Medio Brenta,
la città metropolitana di Venezia e con il supporto tecnico di Sogesca SRL, l'Università UAV di Venezia e il coordinamento delle agende 21 locali. Oggi siamo qui appunto a raccontarvi un po' i risultati del progetto, ma vogliamo che sia anche un momento di riflessione, di condivisione, e infatti abbiamo invitato una serie di esperti proprio per riuscire insieme a condividere e a riflettere insieme sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici, ma ovviamente vi racconteremo anche i risultati di progetto. Per chi ci sta seguendo online, ho una comunicazione, potete porre le domande attraverso la chat, ma avremo 2 momenti nei quali risponderemo alle domande, cioè subito dopo la pausa caffè e poi alla fine, in modo da rendere un po' più facile l'interazione, perché in sala comunico che abbiamo oltre 100 persone iscritte online e quindi insomma abbiamo anche tanta gente che ci segue in questo modo. Niente, io darei la parola a Chiara Gallani, assessora all'ambiente del Comune di Padova, per un saluto iniziale. Grazie. Grazie mille e tolgo un attimo la mascherina. Benvenute, benvenute a tutte, benvenuti a tutti, benvenuto anche chi è in collegamento. Sono qui per portare i saluti dell'amministrazione, quindi darvi questo benvenuto, ma qualcosa di più. Padova è onorata di ospitare questo ultimo momento di racconto, di incontro del progetto Veneto Adapt, e bene, Daniela Luise ci ha raccontato il percorso di questi anni, che però è anche un momento di rilancio nel programma che avete visto. Di che cosa si tratta? In questi anni di progettazione assieme, di percorso assieme, territori del Veneto anche molto diversi, quindi città di diverse dimensioni, unioni di comuni, città metropolitane, si sono date un obiettivo: rendere più resistenti i propri territori, e si sono confrontati su vari aspetti. Dal piano dell'emergenza, per esempio, quello della protezione civile, spesso trascurato. Per la prima volta, per esempio, il piano della protezione civile del Comune di Padova prende in considerazione il tema e il rischio delle isole calore, questa cosa finora non c'era. Al monitoraggio dei dati, quindi grazie a Veneto Adapt tutte le città adesso avranno a disposizione i dati ARPAB per studiare i cambiamenti climatici, quindi precipitazione e dati di calore, come ricadono sul territorio, e poter continuare questa pianificazione senza chiedere ogni volta dati puntuali. Guardate che avere a disposizione i dati scientifici è importantissimo. Quindi un lavoro di anni che ha portato città anche diverse e un territorio fragile, come molti altri territori italiani, a darsi un piano di mitigazione e di adattamento. Questo è, se vogliamo, il risultato più importante, i piani d'azione per l'energia sostenibile e per il clima, che nel 2021 la maggior parte di queste città ha portato ad approvazione, e che adesso ci danno un orizzonte al 2030, al 2050 verso, parlo per Padova in questo caso, verso la neutralità carbonica. Questi piani sono diventati anche un punto di riferimento, un paradigma per altre città, per il modo in cui sono stati costruiti, per il monitoraggio previsto, per la peculiarità delle azioni messe in campo, tutte monitorabili e molto concrete. Per Padova sono 116 azioni puntuali, e da qui oggi rilanciamo. Siamo arrivati a un risultato, è una pianificazione che deve essere messa in campo subito, quindi nell'immediato, nel breve e nel lungo periodo. Le città sono al centro, l'abbiamo visto anche a livello europeo, a livello mondiale, sono al centro della possibilità di salvarci in qualche modo, perché attraggono persone, quindi sono quelle più fragili e che più devono mettere in campo delle politiche, delle azioni. Sono anche quelle che hanno più bisogno di risorse e di strumenti sovranazionali per poterlo fare. Questo vogliamo fare oggi, partire dalla città, dalle comunità locali che si sono date una pianificazione
e arrivare anche oltre, capire come monitorarle, metterle in campo e, come dire, dare buone pratiche. Quindi ripartiamo da qui, anche se il momento conclusivo è in realtà un momento di partenza. Grazie.